Questo è l'ufficio del nostro gruppo Spiazzi Verdi. Sono Michele di Spiazzi Verdi, siamo degli ortolani e coltiviamo uno spazio qui alla Giudecca a Venezia. Si è formato un gruppo e siamo andati alla ricerca di uno spazio da coltivare. Dopo le varie iniziative che abbiamo fatto, un po' varie persone hanno capito quella che è un po' la nostra filosofia, se ne è accorto anche il comune e abbiamo iniziato a ragionare su altri spazi in città. Ci hanno proposto di coltivare un altro spazio che è a Cannareggio, un luogo che è stato chiuso per credo più di 50 anni. Ho finito di lavorare circa 2 mesi fa. Mi sono licenziato perché comunque, anche se c'è questa crisi, ci sono secondo me grandi possibilità in agricoltura, con un certo tipo di agricoltura naturalmente. Io ho sentito che ritornare alla terra per me era un'esigenza, era una cosa fondamentale. Siamo in contatto con varie associazioni che si occupano di salvare semi antichi e di preservarli. Tutte le viti che sono state piantate sono di un particolare vitigno che si chiama Dorona, che è tipico della laguna di Venezia. Adesso stiamo ragionando sulla possibilità di coltivare anche tutta l'area, perché c'è richiesta da parte di varie persone di mangiare cibo sano. Ecco l'orto nel suo peggior periodo. Questa vedete la forma, no? Che è di una spirale. Tutte le aiuole sono coperte da sostanza organica. Un orto sinergico non ha bisogno di essere concimato perché la stessa disgregazione di questo materiale organico si reintegra nel terreno e non è come un orto tradizionale dove tu ogni anno ripassi con la fresa e rifai le aiuole, ma qui una volta che tu fai l'orto il terreno non lo tocchi più. Questa cosa all'inizio è stata teorizzata da lui era un microbiologo che si chiamava Masanobu Fukuoka. Il libro fondamentale di Fukuoka si chiama La rivoluzione del filo di paglia e spiega bene come lui ha rivoluzionato la coltivazione del riso senza acqua. All'inizio lavori tanto, però poi se tu sei bravo lasci andare a seme alcune piante, la natura piano piano da sola fa il suo corso e la differenza è che tu hai molte più varietà di quelle che ha un orto tradizionale, no? Nel mondo ormai le verdure più utilizzate non sono più di 10 o 15. Quando ci sono invece ancora in Asia alcune popolazioni o in Sud America che mangiano invece 300, 400, 500 varietà di piante. Un'erbaccia è un'erbaccia fino a quando non ne conosci il nome e l'utilizzo. Venezia non è mai stata una città della purezza genetica veneta, la razza Piave non esiste, ma qui arriva gente da tutti i posti e la decisione è stata proprio quella di mescolare tutti i semi. Ci troviamo, lavoriamo la mattina, poi ognuno porta qualcosa da mangiare, una sua specialità, oppure prendiamo le cose dall'orto, la verdura di stagione, mangiamo, si continua a lavorare il pomeriggio e poi c'è la raccolta collettiva e la divisione. Discutiamo sia dell'orto, ma non solo, discutiamo di quello che si può fare in una città partendo dalle cose fondamentali, quindi dalla terra. Queste cose funzionano bene proprio perché sono spontanee, si basano sulla buona volontà di persone che hanno amore per queste cose. Quello che ci unisce, secondo me, è proprio l'amore per le cose fondamentali della vita, che non sono né di destra né di sinistra, la terra è di tutti.